Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Come sempre, questo appuntamento del venerdì sera a chiudere la settimana di condivisioni e dirette con voi. Mentre aspetto appunto che mi raggiungiate, mi scriviate le vostre domande, vi ricordo come scrivere appunto, come formulare il commento con la domanda. Dovete indicarmi il vostro nome, la vostra data di nascita, la richiesta formulata a parole semplici, comunque nel modo più chiaro possibile e senza doppie opzioni, perché così è molto chiaro anche poter interpretare le sibille. E se eventualmente mi chiedete di controllare su un'altra persona, per favore anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Benissimo, detto questo vi ricordo che questa sera ci sono le pulizie, dunque quando io chiuderò la diretta, il Marietto tra poco comincerà già. Io invece appena vi saluterò, il tempo di bere un bicchiere d'acqua, di fare un giretto in bagno, per essere proprio sincerissima, e poi mi dedicherò appunto a tutte le persone che aspettano la pulizia settimanale, dunque la serata per me continua. Benissimo, vedo che ci sono tanti amici. Prima di cominciare a salutare e a rispondere alle domande, vi ricordo che abbiamo molte cose, molti servizi a disposizione per tutti, dunque per tutti coloro che li richiederanno soprattutto. E a partire appunto dalle pulizie, che sono lavori di riequilibrio energetico che vengono eseguiti attraverso la radionica e la radiestesia, dunque c'è un'azione combinata per appunto portare un riequilibrio che parte non solo dall'aspetto emotivo, il rilascio emozionale, ma anche il rilascio delle entità associate alle emozioni. Si riequilibrano anche i corpi sottili, si riallinea la polarità magnetica, elettrica, elettromagnetica, scusate, all'asse terrestre, dunque alla polarità terrestre, si rilascia l'accumulo di stress geopatico, elettromagnetico, insomma la pulizia è veramente approfondita, oltre che ovviamente tutta una parte di pulizia che possiamo definire occulta, nel senso che appunto andiamo a rilasciare dai corpi sottili, ma anche da alcune parti del corpo dove si insediano e si insinuano entità, dunque forme pensiero, larve, tutte queste forme di vita parassitarie che drenano le nostre energie, ci inducono a cicli e forme quasi ossessive di pensiero e che chiaramente ci costringono in un certo modo, proprio perché hanno necessità di alimentarsi di quelle vibrazioni che emaniamo in determinate circostanze, quando appunto siamo travolti da determinate emozioni e sensazioni, e in questo modo appunto si alimentano e garantiscono la loro sussistenza. Ricordiamoci che tutte le forme di vita hanno un istinto di sopravvivenza e il loro istinto purtroppo non è tanto compatibile con la nostra serenità. Dunque si lavora anche in questa prospettiva e insomma tantissimi altri ambiti. Il lavoro di pulizia è molto appagante, nel tempo dà sicuramente un suo aiuto, un suo contributo, e tocca circa 50 punti di riallineamento energetico. Dunque, se siete interessati, il protocollo di pulizia viene eseguito per un mese al costo di 100 euro. E poi ci sono i mantenimenti, perché come tutto, anche i corpi sottili si sporcano, così come il nostro corpo fisico, gli oggetti, eccetera. Dunque, noi ci laviamo costantemente e anche i corpi sottili hanno bisogno di mantenersi sempre in ordine. Dunque, per quanti poi volessero,
l'abbonamento di mantenimento a un costo di 20 euro mensili. Benissimo, detto questo, perché ci tenevo a parlarvi delle pulizie, le menzioniamo spesso e ogni venerdì vi saluto dicendo appunto che mi sto per dedicare alle pulizie, dunque adesso più o meno sapete di cosa si tratta. Allora, vi ricordo inoltre che per buona educazione o per galateo chiedo sempre di lasciare spazio ai nuovi, così che anche persone che non mi conoscono e che non hanno ancora avuto la possibilità di ottenere la loro risposta abbiano lo spazio come tutti, dunque massima equità per tutti. Bene, a questo punto direi di cominciare, anche perché stasera, siccome mi aspettano le pulizie, sarò molto puntuale, vi saluterò all'orario. Dunque, saluto Vale, Cristina, Tiziana, Maria, buonasera Marietto, Eleonora, Ionela, Chiara, Cristina ti avevo salutato, Marina, Cinzia, Daniela, Maria, Mary, Maurizio Antonio, Antonio, Italia. Bene, per ora ci sono questi amici che hanno salutato. Mi raccomando, se vedo che un nome mi suona familiare, lo salto, non ne prendiate non ve la prendete e non prendetela male, perché, come ripeto, ci tengo che tutti abbiano l'opportunità di avere una risposta. Dunque, se siete nuovi, fatevi avanti. Allora, Vale, sì, Valentina sei nuova, vediamo un po'. 14 aprile 86, come andrà? No, andrà bene il mio tirocinio? Vediamo un pochettino per Valentina. 14 aprile 86, come andrà il tirocinio? Beh, dovrai sbracciare un po' per metterti un pochino in mostra, per fare un po'. Sembra che ci sia un po' di competizione lì dove farai il tirocinio. Allora, ecco qua. Denaro, lettera, vecchia signora, disgrazia matrice. Allora, la situazione è già un po', apre comunque con un certo entusiasmo, nel senso che è un'opportunità che o ti è stata comunicata, probabilmente c'entra una persona più grande, forse una donna, che ti ha dato una mano con questo tirocinio, con questa opportunità, però qui c'è disgrazia matrice. Beh, va bene che è il passato, dunque potremmo anche sorvolare, però sembra proprio che ci sia stato comunque o una qualche discussione, una qualche incomprensione o comunque un qualcosa di improvviso, non necessariamente legato a te o dovuto a te, causato da te, però che ti ha creato qualche disagio, forse tutto questo parla di un vecchio lavoro che in qualche modo ancora nel presente si fa sentire, una situazione che ancora influenza indirettamente il presente. Infatti vedo che c'è un qualche rimpianto, non so se a questo punto improvvisamente magari si è interrotta una qualche collaborazione, c'è stato forse un qualcosa che oggi ti crea un dispiacere comunque, un rimpianto. Però vedo appunto in questa linea, che è la linea del presente, non solo un giudizio, un'altra maturità in te, ma anche probabilmente la possibilità di collaborare con una persona adulta, molto grande in realtà, perché adulta lo sei anche tu, ma questa è sicuramente una persona molto grande in età, che ha una posizione di spicco molto importante e che probabilmente è anche
pelino severa, è giudicante, è un po' magari esigente come persona, però guarda che per quanto riguarda proprio questa opportunità mi sembra positiva, vedi che c'è la consonante sorpresa e la casa, dunque ti vedo comunque in un'opportunità positiva. Allora, artista, leggerezza, gran signore. Dunque, ritengo che questo parli di chi incontrerai, delle persone che incontrerai durante questo stage, tirocinio, diciamo così, e sicuramente c'è una persona molto abile, molto capace con le parole, è valida, preparata, che però allora o ha dei modi molto leggeri e sembra talvolta superficiali, oppure questa persona viene da lontano. Dunque potrebbe esserci un collega o un altro tirocinante, oppure proprio un tuo capo, qualcuno a cui dovrai render conto. Però, ammesso che questo parli della stessa persona, è una persona di un certo tipo molto importante, o comunque sarà molto importante per te, perché potrebbe diventare una persona che in qualche modo si prenderà a cuore la tua formazione. Gelosia, prigione, ecco, messaggero. Diciamo che come tirocinio sembra cominciare bene e avere anche un carattere di entusiasmo, ma vedi che presto nasceranno, come avevo già visto anche al taglio, delle gelosie che magari in qualche modo sembreranno impedirti un avanzamento. Dunque, comunque non ce ne preoccupiamo, in ogni caso vedo l'arrivo di una notizia. L'esito comunque non è male, non so se per questo tirocinio dovrai viaggiare, in ogni caso, perché potrebbe indicare appunto la necessità di spostarsi. Se non è uno spostamento fisico quello che devi fare, probabilmente questo cambiamento sarà non proprio facilissimo e magari ogni tanto ti rattristerà un po'. Vuoi perché magari ricordi qualcosa del passato, vuoi perché magari non sempre sarà tutto facile, però Fortuna Belvedere mi lascia pensare che in realtà andrà tutto bene. Comunque, a prescindere, anche se un po' come spesso accade sui posti di lavoro, potranno nascere delle incomprensioni. Allora, Cristina, magari vediamo, faccio passare qualcuno che ancora non ho sentito, anche Cinzia. Eventualmente, se avanza tempo, sono ben contenta di darvi una risposta. Il Marietto dalla regia. Allora, vediamo un po'. Daniela. Daniela, vediamo, vorrei sapere per cortesia i sentimenti di Max, 15 agosto 65 per Daniela, 1 aprile 70. Vediamo un pochettino. Vorrei sapere Max. 15 agosto 65 Daniela, 1 aprile 70. Vediamo. Sibille, ditemi i sentimenti di Max per Daniela. Vediamo. Allora, lui deve essere un tipo comunque orgoglioso, però sembra proprio che le intenzioni siano serie. Almeno al taglio, vediamo un po'. Achille, la smetti di leccarti per favore, grazie. Allora, pensiero, falsità, dottore, amica, nemica. Allora,
Beh, cominciando dal passato, diciamo che, in un certo senso, la visto che stiamo rispondendo per quanto riguarda i sentimenti di Max, all'inizio i suoi pensieri non erano del tutto sinceri nei tuoi confronti, o forse c'era una forma di opportunismo, magari, c'era una situazione per cui lui, comunque si è mosso, ehm, con una certa, ehm, cogliendo un'occasione, ecco. Un'occasione per mettere a posto qualcosa, Vedo che appunto, evidentemente, ci ha studiato un po' su, per come sistemare le cose. Amica, nemica. Dunque qui sembrano annullarsi a vicenda, ma può anche parlare di 2 persone diverse. Dunque, magari inizialmente ti percepiva come una persona, che lo sapeva ascoltare, affabile, che lo metteva a suo agio, ma a volte anche gli presentavi delle sorprese, che magari lui non si aspettava e in questo caso, in quelle circostanze, non riusciva bene a inquadrarti. Adesso devo dire che allegrezza al cuore, denaro, sono 2 carte comunque positive, però allora, sai qua queste sono carte di flirt, qua, e c'è anche un segreto. È un'altra cosa che qua non cioè mi sembra comunque che già partiamo da un pensiero opportunistico, mi sembra che comunque lui, quando non lo vedi, comunque magari fa un po' il provolone, vedi che poi si sente un po' bloccato nelle sue iniziative. Ehm, Forse non sempre pensa che siate perfettamente compatibili, però qui, anche se, comunque volendo e impegnandosi lui si prende cura di te o comunque, ha, sempre dei modi gentili e disponibili, però ogni tanto è un po' freddo, cioè, o si sente giudicato o ti giudica, ha un pensiero giudicante comunque nei tuoi confronti. Devo dire che non è che sentimenti proprio stratosferici non ne vedo, Sembra più che ci sia un po' di calcolo dietro le sue la sua attitudine, dietro il suo comportamento, però è lì che aspetta, forse sta aspettando un qualcosa, un'occasione. Come esito comunque Imeneo domestico, amatrice viaggio. Cosa prova per te? Sicuramente sa che sei la persona con cui valga la pena costruire qualcosa, però non ti nascondo che potrebbero esserci dei fantasmi, nel vostro ménage. Allora, andiamo avanti. Maria. Maria, allora intanto se ascoltiamo un attimo la regia, va bene. D'accordo, il Marietto vi saluta tutti perché lui comincia le pulizie, dunque lui va avanti, io lo raggiungerò dopo. Buon proseguimento e buon lavoro Marietto. Noi ovviamente ci sentiamo domani. Allora, andiamo avanti. Maria, salve, vorrei sapere se arriva per me un lavoro nei prossimi mesi, 11 febbraio 78. Maria, 11 febbraio 78, parlatemi del lavoro per lei.
Achille, basta! Beh, buone notizie in arrivo. Allora, dispiacere, leggerezza, allegria, omaggio di preziosi pensiero. Allora, mi sembra di poter leggere che c'è una forma o c'è stata una forma di dispiacere in te legata al lavoro, forse causato da una certa distanza. Probabilmente un lavoro che ti piace era veramente a una distanza importante, anche per poter pensare di accettare questa proposta o ehm, qualcosa comunque era collegato con o l'estero, o insomma qualche situazione che ovviamente non era proprio vicino, ma si è creata comunque, tutto sommato, hai, come dire, pianto con un occhio, nel senso che ti sei accontentata, pensando anche che, tutto sommato potesse andare bene quello che avevi. Mentre si sono comunque create delle occasioni che ti hanno fatto pensare, o decidere quello o riflettere su quello che appunto dovevi decidere e si prospettava davanti a te. Allora, ehm, militare, conversazione, allegrezza al cuore e bambino. Allora, queste carte sembrano comunque indicare che ti devi saper fare avanti, devi proporti, devi andare tu a fare dei colloqui. Questa è una carta di intraprendenza, di lotta, comunque devi essere più determinata, proprio andare a parlare, più occasioni, cioè devi proprio girare, andare in tanti posti, perché c'è un'opportunità che si cominci qualcosa molto presto. Vedi che c'è anche un accordo anche per un tempo non breve. Dunque, secondo me, se ti muovi, dipende da te, dalla tua iniziativa, perché se ti muovi c'è un accordo per un certo periodo, non poco, però ci sarà un qualche difficoltà, in questo accordo. Dunque, non voglio dirti che è tutto rose e fiori, o rose e viole, come che si dice. Dunque, sicuramente c'è un qualcosa che potrà non essere tanto favorevole in questa circostanza, però intanto è un inizio, ed è un inizio per per un certo periodo di tempo. Dunque, prova, osa, vai avanti. Comunque, malinconia vecchia signora, ehm, è un proseguo un po' così, nel senso che probabilmente si creeranno delle difficoltà e degli imprevisti che magari ti procureranno un po' di amarezza, ma una persona ti saprà consigliare, suggerire, e da lì vedo un buon esito, o comunque un nuovo modo di concepire le cose, dovresti poi andar bene. Vedi, queste fanno parte dell'esito, dunque disgrazia superbia. Allora c'è molta competizione in giro, c'è molta difficoltà, discussioni anche legate proprio a un, non so, non voglio dire un volersi mettere in mostra, però c'è rivalità in questo, discussioni che provengono da rivalità. Però, nonostante la possibilità che magari sul lavoro ci siano delle difficoltà, proprio perché potrebbero essere tante le persone che si offrono e si candidano per i ruoli che interessano a te,
comunque io ritengo che avrai tu una buona notizia, vedi? Che si apre un periodo un po' più positivo, però devi tirare fuori la grinta, la determinazione. Andiamo avanti. Allora, Maria ho risposto. Mary. Non mi ricordo se ho già risposto anche a te in passato, ho un nome dubbio, però rispondiamo velocemente. Maria Antonietta, 13 giugno del 70. Vediamo se arriva l'amore. Nel frattempo saluto Stella, saluto Stefania, saluto Karma, saluto Katia e Emanuela. Allora, l'amore per Maria Antonietta. Ma allora, vedo ancora degli strascichi di una separazione, come se fossi ancora bloccata. Vediamo un po'. Allora, Costanza, vedovo, allegria, dottore, gran signore. Allora, nel passato, Costanza e vedovo è un accoppiamento un po' strano, perché uno parla di qualcosa di duraturo e il vedovo di qualcosa che è inesorabilmente finito. Dunque, diciamo che potrebbe voler dire che una storia che è durata a lungo si è conclusa con molti rimpianti. Ma forse era anche una situazione che in un certo senso era necessario che si concludesse, perché appunto c'è l'allegria o comunque nonostante il dispiacere hai accettato questa conclusione di buon grado. Non voglio dire che festeggiassi come fa vedere qua, e poi magari sei anche uscita con le amiche a fare bisboggia, a dire finalmente mi sono liberata di quella roba, non lo so, però diciamo che comunque non l'hai presa malissimo, anzi hai investito il tempo per prenderti cura di te e probabilmente hai incontrato una persona che è stata importante, quantomeno nel passato recente. Denaro, viaggio, omaggio di preziosi, disgrazia. Allora, qua è la linea del presente. Considera che io non so niente della tua situazione attuale, dunque parlo per potenziali interpretazioni. Dunque non so se tu sei single, sposata, separata, impegnata, amante di qualcuno, sposata con l'amante, non so niente. Premesso questo perché non ci siamo mai parlate in privato. Dunque vado. Denaro, viaggio. Dunque, denaro sono situazioni comunque solide, consolidate, che però si è lavorato duramente per costruire, ma che si deve continuare a preservare e a mantenere. Dunque, comunque parla di situazioni solide e fruttuose, che sono poi l'esito di tutto il nostro impegno. Il viaggio, la carta di viaggio può indicare effettivamente un viaggio fisico, come potrebbe indicare che c'è del denaro da andare a prendere, devi fare un viaggio per questioni economiche oppure per delle questioni economiche dovrai viaggiare. Dunque, oppure i soldi ti hanno cambiata, non lo so. Capisci, ci sono tantissimi livelli di interpretazione e bisogna conoscere almeno l'interlocutore o averlo ascoltato una volta per capire come interpretargli le sibille.
L'omaggio di Preziosi e la disgrazia però parla di un qualcosa che è prossimo a concludersi a causa di incompatibilità caratteriali. È come se una buona occasione vada sprecata. Dunque, in questo momento, nella linea del presente, l'invito è di continuare a coltivare le cose importanti, perché altrimenti si rischia di perderle. Mercante, fedeltà, allegrezza al cuore. Allora, qui vedo comunque la presenza nel prossimo periodo di un uomo, o è un uomo sul posto di lavoro, oppure è un uomo che per lavoro ha una certa autonomia, magari è un piccolo imprenditore, un libero professionista, un commerciante, qualcuno che comunque ha qualche ruolo sul territorio, marketing, cose del genere. Dunque potrebbe essere una persona che si identifica comunque col suo lavoro, ma è anche una persona che sa tirare l'acqua al suo mulino, sa essere lungimirante, calcolatrice, e vedo che c'è un rapporto, un certo sentimento o di questa persona verso di te o che provi tu per questa persona. Dunque c'è un po' un qualcosa del genere, ma attenzione perché è come se mi dicesse che c'è altro. Non è che c'è una persona che si insinui fra voi, sembra che ci siano proprio corteggiamenti, e forse scoprire questo ti darà un dispiacere. Vedi, scoprirai un po' tutte le menzogne e questo ti amareggerà. Allora, amica, artista, speranza, consonante, sorpresa. Eh, comunque, per quanto mi riguarda, si direbbe, cioè direi che un amico che potrebbe essere o una persona comunque che ha determinate competenze, capacità, un certo carisma, una persona affascinante, anche corteggiata, potrebbe anche da un'amicizia trasformarsi in un qualcosina di più. Mm? Ok. Allora, vediamo di rispondere ancora a Stefania e poi purtroppo vi saluto perché mi aspetta un lungo lavoro con i protocolli di pulizia, dunque intanto rispondo a Stefania, 30 novembre 79, Giovanni 14 marzo 80 e ci sarà una riconxifluazione, ok, aspetta, riconciliazione, scommetto che volevi scrivere. Ah sì, sì, l'hai scritto poi dopo, scusami, riconciliazione a breve. Allora, 30 novembre 79, Giovanni, 14 marzo 80. Allora, Sibille, ditemi se ci sarà una riconciliazione fra Stefania e Giovanni. 30 novembre 79, 14 marzo 80, Stefania Giovanni. Grazie. Vediamo. Ma penso di sì, già il taglio mi parla di un qualcosa che viene curato, è un cambiamento, dunque vediamo cosa dicono però. Allora, dunque Stefania, ammalato, consonante sorpresa. Diciamo che ci sono stati già dei dubbi in passato,
una situazione che ha portato un po' allo sconforto, anche se non era irrisolvibile. Infatti è stato già un rientro, un recupero nel passato. Evidentemente avete parecchio parlato, sull'argomento, sulla questione, anche se c'è da dire che se questo è lui, ha un'alta considerazione di sé, dunque è una persona sicura di sé e che probabilmente pensa di avere sempre ragione, attenzione, però comunque c'è il pensiero, dunque dei progetti, qualcosa che viene messo in atto per trovare una soluzione. Infatti comunque non è una linea del passato terribile, ma devo dirti che oggi questa nemica subito dietro il denaro, dunque o qualcuno insidia un legame che era già forte, oppure sono nate delle incomprensioni per questioni economiche. Ora, io ripeto, se non vi conosco faccio un po' fatica a discernere, perché le sibille possono dire qualsiasi cosa in qualsiasi direzione, cioè denaro ha tanti significati che vanno bene sia per le questioni economiche, lavorative, sentimentali, ovviamente in qualsiasi ambito ha da dire la sua, che sarà diverso quello che ha da dire questa, che è quello che ha da dire questo, e quello, ma tutte possono parlare su tutti i livelli. Dunque è chiaro che può voler dire molte cose. Dunque o incomprensioni che sono nate a causa di denaro o di questioni economiche, oppure una persona che mette lingua in un rapporto solido. Però il rapporto con Costanza e sacerdote è un po' che è freddo, e al momento non continuano i presupposti per stare lontani, separati. Però secondo me anche un'amica, cioè mentre c'è forse, ammesso che non siano problemi di natura economica, potrebbe essere invece una persona che comunque ha messo della zizzania, però come c'è la possibilità che ci sia questa persona, c'è anche la possibilità che qualcuno vi aiuti a riconciliarvi, dunque la possibilità di un'occasione per chiarirsi, per ascoltarsi e che porterà comunque un risultato apprezzabile. Superbia, viaggio e riunione. Dunque c'è un po' da superare, ok, la superbia, l'orgoglio, ma credo proprio che la riconciliazione ci sia. Comunque i problemi non sono alle spalle, non è tutto concluso e superato nel momento in cui vi chiarite, c'è molto che si è concluso, c'è qualcosa che è proprio irrimediabilmente chiuso e questo devi considerarlo, ok Stefania? L'amore c'è ancora, ma ci sono anche ancora delle difficoltà che se non vengono chiarite possono ancora lavorare contro. Dunque, attenzione. Benissimo, io come detto vi saluto, però non senza avervi ricordato che abbiamo appena concluso un ebook molto bello, molto importante secondo me, poi è chiaro che starà a voi giudicare o valutare l'opportunità di questa cosa, ed è l'ebook Abbondanza radionica. È un ebook appunto che lavora su tante direzioni, su tanti fronti legati all'abbondanza, perché l'abbondanza non è soltanto di natura materiale e non dipende da un'unica frequenza, ma da molte che si devono riallineare e lavorare di comune accordo. Dunque esiste questo ebook con dei circuiti specifici per lavorare appunto in tutte le direzioni legate all'abbondanza, sia in ciò che ostacola, sia in ciò che favorisce, e ogni circuito viene personalizzato, dunque ha un costo di 75 euro, ma li vale non solo per i risultati che ci auguriamo otterrete, ma anche proprio per i lavori che ci sono dietro, per poter configurare circuito per circuito ogni
un piccolo foglio che riceverete. Dunque, se siete interessati potete tranquillamente acquistarlo attraverso il sito www.ilcapitano.altervista.org, oppure scrivermi in privato e vi darò le indicazioni per come acquistare la vostra copia. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino qui e vi ricordo che anche i ciondoli potete regalare alle persone che amate un ciondolo di difesa, ve lo mostro. Su questi ciondoli è possibile caricare anche programmi mirati per ottenere e propiziare come fosse un potente talismano qualsiasi circostanza della vostra vita. Dunque, se vi interessa, anche questo può essere un bel regalo per voi, ma anche per le persone che amate, perché arriva già carico di tutti i programmi di difesa occulta, ma anche fisica, dunque è un lavoro molto interessante e ha un costo di 150 euro. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon proseguimento di serata, uno speciale fine settimana. Io lavoro per le pulizie, il Marietto mi ha già preceduto e lo raggiungo. Buonanotte a tutti, ci rivediamo lunedì alle 21:30. A presto.